Buongiorno da Sicilia 24, i principali argomenti di oggi. 30 anni fa a Palermo Cosa Nostra assassinava Don Pino Puglisi. Dopo la fiaccolata di ieri sera, oggi commemorazioni ed eventi. Il presidente Mattarella, un eroe civile che ha dimostrato che la mafia si può sconfiggere. Tensioni a Lampedusa, i rifugiati protestano per essere trasferiti subito, continuano gli sbarchi mentre Salvini attacca l'Europa, è clamorosamente assente, faremo tutto da soli. Il Covid, contagi in risalita ma la situazione è sotto controllo, in arrivo nuovi vaccini per la variante Eris. Con la tratta Mister Bianco Paternò, ampliamenti in vista per la metropolitana di Catania, ma vanno a rilento i lavori dal centro all'aeroporto e tra Montepo e Mister Bianco. Catania sporca, la vergogna di Largo Paisiello, un tempo salotto buono nel centro della città, oggi trasformato in discarica. Avvistata nel siracusano la formica di fuoco, una specie molto invasiva e pericolosa. Vigilia di campionato per il Palermo che domani giocherà ad Ascoli, out Insigne, Corini si affiderà a Di Francesco, Brunori alla ricerca del primo gol in campionato. Ancora ben trovati. 30 anni fa veniva ucciso padre Pino Puglisi. Per il presidente Mattarella, Don Pino è un eroe civile. Ieri sera la fiaccolata, partita da dove venne assassinato il prete per mano mafiosa. Marco Gullà. Io dico, questa è una rapina. Lui si gira sorridendo, dolcemente e con serenità e mi dice, l'avevo capito. Guardo Grigoli, è un colpo in testa. È così che Gaspare Spatuzza, in bianchino di Brancaccio, prima manovale dei boss stragisti Giuseppe e Filippo Graviano e poi pentito, raccontò come venne ucciso in via Anita Garibaldi alle 20:40 del 15 settembre del 1993 padre Pino Puglisi. 30 anni sono passati da quell'omicidio, un'uccisione che ha anche scosso il quartiere di Brancaccio. Ieri sera la fiaccolata partita dalla piazza dove venne assassinato il prete, oltre 500 persone presenti a sfilare per le vie del quartiere. Incontriamo il presidente del centro Padre Nostro, fondato proprio da padre Puglisi. Per lui il quartiere ha reagito. Sono cambiate tante cose, non smetterò mai di dirlo, non mi stancherò mai di dirlo, perché non possiamo dire che Brancaccio è la stessa di 30 anni fa. Faremmo un torto al beato Giuseppe Puglisi e svalorizzeremmo quello che è stato il suo sacrificio. Quindi Brancaccio è cambiata nelle persone, è cambiata nell'infrastrutturazione, ma questo è stato possibile grazie alla presenza costante di 30 anni dei volontari del centro di accoglienza Padre Nostro. Quindi questo è importante dirlo e sottolinearlo, perché altrimenti ai giovani gli arriva un messaggio distorto nel dire che ma dopo tutto questo impegno, se non ho cambiato niente, ma allora perché mi devo impegnare? Allora meglio che vada a fare la sentinella, la vedetta della mafia e spaccio guadagnando 500 euro al mese. I valori evangelici che animavano la sua azione quotidiana trovano corrispondenza nei valori civili espressi nella Costituzione repubblicana, dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo aspetto sottolinea come Don Puglisi sia anche un eroe civile. La Repubblica è riconoscente a Don Puglisi e lo ricorda con commozione a 30 anni dalla morte. E di Don Pino Puglisi e della sua eredità morale ed educativa continueremo a parlare dopo il telegiornale a Sicilia 24 Focus. Ospiti di Adelaide Barbagallo saranno Rosaria Cascio, ex alunna del sacerdote ucciso dalla mafia, adesso insegnante, il filosofo e scrittore Augusto Cavagli e Giuseppe Sant'Elena, responsabile dell'oratorio di Biancavilla che porta il nome del sacerdote proclamato beato. Potrete intervenire inviando i vostri messaggi su WhatsApp al 342 74 55005, appuntamento alle 14:30 in diretta su Telecolor e su La Sicilia Web. A Lampedusa, dove è stata tensione, dove continuano gli sbarchi, mentre i migranti affollati nell'hotspot protestano per essere trasferiti subito. Intanto Salvini, da Caltanissetta, ha lanciato il suo attacco all'Europa dicendo è clamorosamente assente, faremo tutto da soli. Davide Sardo.
Sono giorni difficilissimi a Lampedusa tra sbarchi, trasferimenti e le lamentele dei migranti che chiedono di essere subito spostati dall'isola. Alcuni giovani nordafricani in fila da ore e in attesa del loro turno hanno tentato di bloccare 3 pullman della Croce Rossa con a bordo una 60ina di migranti perché sarebbero sentiti scavalcati nel trasferimento. Poliziotti e volontari della Croce Rossa sono riusciti a riportare la calma dopo aver spiegato loro che non ci sono preferenze e che era preventivato che quel gruppo raggiungesse prima di loro il porto. Sbarchi a Lampedusa che non si fermano, dalla mezzanotte salgono a 9 gli approdi con un totale di 344 persone. Gli oltre 130 operatori e volontari stanno facendo oltre l'impossibile, come ha sottolineato il presidente della Croce Rossa italiana. Gli operatori e i volontari stanno riuscendo a garantire pasti, assistenza, soluzioni emergenziali per l'accoglienza, insieme a tutti coloro che garantiscono a loro volta le varie fasi delle operazioni. Nella mattinata sono stati effettuati circa 700 trasferimenti e dal porto Empedoclino è partito ieri mattina verso il Piemonte uno degli autobus della Patti Tour di Favara con a bordo circa 50 migranti che questa notte è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente con un altro mezzo pesante sulla 1 all'altezza di Fiano Romano nei pressi di Roma. Il bilancio è pesante, 25 migranti feriti, alcuni in modo grave, e 2 giovani autisti di Favara morti. E sulla questione di Lampedusa è intervenuto anche il ministro Matteo Salvini, questa mattina presente nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo per l'udienza del processo Open Arms. E proprio ieri da Caltanissetta, durante la festa regionale della Lega, Salvini ha lanciato un'accusa all'Europa. Visto che l'Europa è clamorosamente assente, lontana, distratta, ignorante, sorda, dovremo muoverci per conto nostro e difendere le frontiere per conto nostro, perché Lampedusa e l'intera Sicilia non possono accogliere mezzo continente africano, mi sembra evidente. E ieri sera Lampedusa si è stretta attorno ai migranti. Sull'isola è stata organizzata una fiaccolata per la giornata di lutto cittadino dopo la morte di un neonato di 5 mesi finito in acqua poco prima dello sbarco. Cambiamo decisamente pagina. Il bollettino settimanale del Ministero registra un aumento dei casi Covid del 44% rispetto alla scorsa settimana. E questo proprio mentre il Ministro della Salute annuncia l'arrivo dei nuovi vaccini. Francesco Triolo. I dati dei contagi tornano a salire. Chi pensava che il Covid fosse scomparso deve fare i conti con l'ultimo bollettino settimanale del Ministero, che segnala un aumento del 44% rispetto all'ultima settimana. L'incidenza sale a 52 casi per 100.000 abitanti rispetto ai 36 della scorsa settimana. Non è ai livelli della soglia d'allarme, ma è in salita anche l'occupazione dei posti letto, anche se tutto è sotto controllo. Dobbiamo sempre però prestare attenzione. Oggi sappiamo che ci sono delle terapie per questo virus, sappiamo che c'è il vaccino che ci protegge da questo virus. Ovviamente i pazienti immunodepressi, i pazienti anziani, i pazienti più fragili sono quelli che possono rischiare di avere delle complicanze legate a questa infezione. Sull'aumento dei casi è intervenuto anche il Ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha sottolineato come tra 15 giorni saranno pronti nuovi vaccini sia per i fragili che per gli over 60, ma anche potranno essere distribuiti a chi ne farà richiesta. Siamo d'accordo col Ministro, io sono una persona molto convinta sull'efficacia dei vaccini, del resto se oggi siamo qua liberi di poter circolare di nuovo dopo il periodo di lockdown è anche grazie ai vaccini, quindi io dico sì, i fragili vanno vaccinati, gli operatori sanitari si devono vaccinare e chiunque lo voglia fare si può vaccinare. Un consiglio che si sente di dare ai siciliani in questo momento quale può essere? E allora sicuramente se siamo raffreddati, se abbiamo sintomi influenzali stiamo a casa e proteggiamo noi e gli altri. Negli luoghi affollati sarebbe bene utilizzare delle mascherine per proteggere le prime vie aeree al fine di ridurre il rischio di diffusione dell'infezione. A Catania ci occupiamo adesso della metropolitana. Dopo il via libera ai lavori per la tratta Mister Bianco Paternò serve un'accelerazione ai cantieri che non sono stati ancora ultimati. Sulla tratta Nesima Montepo si lavora per l'apertura della fermata Fontana. Ci dice tutto Emanuela Corsi.
La metropolitana di Catania si amplierà presto con la tratta Mister Bianco Paternò dopo il via libera al contratto tra la ferrovia Circumetnea e il consorzio SIS di Torino per la sua realizzazione. Un'opera dal valore complessivo di oltre 670 milioni di euro che creerà un collegamento tra Catania e le città della sua cintura. La buona notizia però riporta l'attenzione sui cantieri già avviati e che non sono stati ancora conclusi. Sul lato sud c'è la tratta Stesicoro Aeroporto che prevede altre 8 stazioni e collegherà il centro con Fontana Rossa. Poi c'è la tratta Monte Po Mister Bianco che prevede le 2 stazioni di Mister Bianco zona industriale e Mister Bianco centro, in stallo ormai da 4 anni per un contenzioso. A rilento anche l'ennesima Monte Po. Questo è il cantiere della fermata di Fontana dove in questo momento gli operai stanno lavorando, siamo nei pressi dell'ospedale Garibaldi, qui è previsto un tunnel sotterraneo che collegherà appunto la fermata della metropolitana con il presidio ospedaliero di Inesima. La fermata di Fontana, proprio per il suo collegamento con il nosocomio, è attesa da tempo. I lavori iniziarono a dicembre 2015. L'apertura dell'intera tratta era prevista per novembre 2018, ma a causa della crisi della ditta appaltatrice i lavori furono fermati e ripresero nella primavera del 2019. I continui rallentamenti dei lavori, tra cui la pandemia, hanno fatto infine slittare l'apertura al 2024. Intanto, nell'ambito delle iniziative legate alla settimana europea della mobilità, domenica 17 settembre l'utilizzo della metropolitana di Catania sarà gratuito per tutta la giornata. Il servizio verrà inoltre prolungato per la partita in casa del Catania. L'ultima corsa dalla stazione Enesima avverrà alle 23:30, mentre l'ultima dalla stazione Stesicoro alle 23:50. E per la triste serie Catania sporca, adesso vi portiamo a Largo Paisiello, trasformato in una discarica a cielo aperto, rifiuti di ogni tipo, carta e vetro offuscano la bellezza della scalinata monumentale. Tanti cittadini indignati che sollecitano interventi risolutivi. Sentiamo Tonino De Mana. L'acqua zampilla ed è forse l'unica buona notizia. Tutto intorno la bellezza della scalinata e della fontana in ceramiche e lava dell'Etna sono offuscate da un inaccettabile degrado. Largo Paisiello, un tempo salotto buono di Catania, è il simbolo di una città che ogni giorno è sempre più sporca. Sono tanti i messaggi al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005 e sono tanti i cittadini indignati che alla vista delle nostre telecamere cercano un supporto per dar voce alle loro segnalazioni, il più delle volte inascoltate da parte degli organi preposti. Chi sollecita controlli notturni, chi chiede decoro, chi lamenta la totale assenza di pulizia, chi, è il caso di un anziano che ha voluto mantenere l'anonimato, denuncia che finalmente ha visto un operatore ecologico ma che, lo stesso, dopo aver raccolto un sacco di rifiuti, lo ha lasciato sul marciapiede e a distanza di 24 ore è ancora lì. Un vero percorso ad ostacoli, la scalinata, un tempo monumentale, oggi monumento all'incuria. Catania è troppo sporca, c'è troppa spazzatura in giro, è un percorso ad ostacoli, quindi cosa bisogna fare? I controlli non esistono, io ogni tanto leggo che il sindaco fa postare delle pattuglie dei vigili urbani in borghese, fanno una fotografia tanto per buttare un po' di fumo negli occhi, beccano quei 2 o 3, ma non c'è nessun tipo di controllo. Siamo tutti egoisti, pensiamo solo a loro cose, ma non pensiamo a città. Se tutti pensiamo a città è una cosa bellissima. Lei di dov'è? Da Tunisi, e mi piace la Sicilia troppo, però mi dispiace, è sporca la Sicilia. A completare il quadro continui schiamazzi notturni, spesso alimentati dall'alcol, come dimostrano queste bottiglie lasciate in bella vista. Altre bottiglie, rotte, sono disseminate per terra. Guardi quello che c'è a terra, il cane si stava per tagliare, passano tutti, passano i turisti e questa non è civiltà. Poi il sindaco Trantino sa quello che deve fare, io ho fiducia, però ancora non ho visto nulla. Da queste parti il vetro non si differenzia o differenzia soltanto il luogo dove viene buttato. E su Catania e i disagi non ci fermiamo qui perché adesso vi portiamo a vivere un'altra situazione che ha toccato alcuni cittadini che si sono ritrovati nel centro della città improvvisamente senza luce e senza alcun avvertimento. Sempre Tonino De Mana. Il centro storico di Catania al buio, ma questa volta per effettuare lavori ed interrare grossi cavi Enel che il caldo record di luglio ha praticamente messo KO. Interventi necessari per evitare nuovi blackout che hanno lasciato senza luce migliaia di catanesi alle prese con una delle estati più calde degli ultimi 2 secoli. Ma anche il classico cartello "Stiamo lavorando per voi", di fatto cittadini, commercianti e turisti in pieno centro, dal perimetro di Villa Bellini a Piazza Stesicoro, sono rimasti ancora al buio ed è polemica perché non ci sarebbe
sarebbe stato alcun preavviso. Attività non informate dei lavori ed neanche del distacco dell'Enel. Molti artigiani e negozianti hanno avuto grossi problemi. Ieri sera addirittura c'erano turisti che camminavano in pieno centro con torce e telefonini perché avevano paura. Minacciano esposti molti commercianti che ieri hanno dovuto far fronte ad una giornata da incubo. Siamo rimasti senza luce all'improvviso, senza nessun preavviso, quindi non abbiamo potuto fare il pane, il caffè. Avevamo tanti turisti, quindi non abbiamo potuto fare niente. Veniva, mancava, tornava la luce. Tornata la luce, in questo caso del giorno, il segretario della Confederazione di Commercianti ed Artigiani di Catania punta il dito proprio sui lavori che mettono in pericolo i passanti e che, in caso di pioggia, rischiano di creare forti disagi. Il basolato che è stato messo per i lavori vediamo che è stato messo più basso perché nessuno fino ad oggi è venuto a controllare questi lavori, causando dei problemi, specialmente che siamo di discesa in via Cappuccini, delle prime piogge, in quanto saliranno le piogge, dato che sono più basse, il basolato, saliranno sui marciapiedi. I lavori continuano in altre zone di Catania con la speranza che i disagi di questi giorni possano servire per evitare altri disagi come quelli patiti a luglio. Adesso ci fermiamo, una breve pausa, torniamo tra poco. In studio e c'è stata una svolta nel duplice tentato omicidio del 22 agosto scorso a Gela. La polizia infatti ha arrestato 2 giovani ritenuti presunti responsabili dell'agguato ai danni di un pregiudicato e della sorella. Il servizio è di Gerry Italia. Nell'arco di poche settimane sembra essersi chiuso il cerchio investigativo intorno ai presunti responsabili dell'azione a colpi di arma da fuoco messa a segno in via Venezia lo scorso 22 agosto con il ferimento del pregiudicato 46enne Salvatore Azzarelli e della sorella. I 2 erano a bordo di una jeep raggiunta da diversi colpi esplosi da uno scooter in transito. Per quella sparatoria avvenuta in pieno giorno, la polizia ha eseguito 2 misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 giovani poco più che maggiorenni. Per i PM della DDA di Caltanissetta e per i poliziotti sarebbero Michael Liardo e Giuseppe Peritore ad aver agito. L'identificazione dei 2 sicari sarebbe stata possibile grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. I 2 giovani accusati di tentato omicidio con la contestazione mafiosa avrebbero agito in maniera piuttosto plateale, sparando nel pieno del pomeriggio in un tratto di strada tra i più transitati dell'intero perimetro urbano. Nonostante indossassero dei caschi che ne coprivano il volto, però, secondo gli investigatori, sarebbero proprio loro i 2 in sella allo scooter usato per l'azione. Almeno uno dei proiettili esplosi contro l'obiettivo ha raggiunto anche un'altra vettura a bordo della quale c'era una coppia del tutto estranea ai fatti. Secondo gli investigatori, nel mirino dei 2 c'era solo l'automobile con i 2 fratelli, poi costretti alle cure dei medici dell'ospedale Vittorio Emanuele. La scorsa settimana, intanto, per Salvatore Azzarelli, vittima dell'agguato, è stato disposto l'aggravamento della misura cautelare. Si trovava nell'auto raggiunta agli spari, secondo i PM della procura gelese, pur non essendo autorizzato. Avrebbe difatti violato gli obblighi degli arresti domiciliari ai quali era sottoposto. Per lui è stato deciso il trasferimento in carcere. I 2 giovani invece verranno sentiti nei prossimi giorni per l'interrogatorio di garanzia. La DIA di Trapani ha confiscato beni all'imprenditore Francesco Isca di Vita, nel trapanese gestore dei servizi del parco archeologico di Segesta e che si occupa di costruzioni e produzione di calcestruzzo. L'uomo è ritenuto vicino al capo mafioso del territorio. La confisca ha interessato 4 società, 16 rapporti bancari, 132 beni immobili e terreni e 24 automezzi per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro. E la Sicilia è porta d'Europa anche per la formica di fuoco. Si tratta di una specie invasiva e pericolosa anche per l'uomo. Abbiamo ascoltato uno dei ricercatori che hanno fatto la scoperta nel siracusano, Francesco Aloi. La formica di fuoco continua la conquista del mondo. Adesso è arrivata a Siracusa. Si tratta del primo avvistamento in Europa. L'allarme è stato lanciato sulla rivista Current Biology con uno studio guidato dall'Istituto Spagnolo di Biologia Evoluzionistica con la collaborazione delle università di Parma e di Catania. È la prima volta in Europa che si scopre una popolazione insediata di questa specie così invasiva nel mondo, che fino ad ora era stata solo intercettata con il trasporto di alcune merci come legname in Spagna e Scandinavia. La scoperta è avvenuta in modo casuale grazie alla segnalazione di una persona che ci conosceva, che ci ha inviato delle foto sospette. Noi poi siamo andati a raccogliere dei campioni, ad analizzarli geneticamente e morfologicamente.
Apparecchiature elettriche, ma anche flora e fauna. I bersagli di questa formica invasiva sono tanti. È un predatore generalista che non risparmia nemmeno l'uomo. Il suo veleno può causare anche lo shock anafilattico. Il nome stesso formiche di fuoco si riferisce alla dolorosità delle punture che è in grado di infliggere all'uomo e che possono essere pericolose per i soggetti più sensibili, quelli che sono già a rischio per esempio per le punture di api e vespe. Non è però facile purtroppo riconoscerla e distinguerla dalle circa 120 specie di formiche siciliane, quindi chiunque dovesse avere il sospetto di trovarsele davanti è invitato, noi facciamo un appello affinché faccia delle foto e queste immagini vengano caricate in piattaforme come iNaturalist in cui possono essere poi verificate dagli esperti. I ricercatori nel siracusano hanno individuato poco meno di un centinaio di nidi, una situazione che preoccupa anche Coldiretti, che attribuisce la causa a globalizzazione e cambiamento climatico. In meno di un secolo la formica di fuoco, originaria del Sud America, ha colonizzato Australia, Cina, Caraibi, Messico e Stati Uniti. Ora è in Italia e la sua avanzata continua. E ci fermiamo ancora al rientro dalla breve pausa, ci occuperemo del Palermo. Ultima parte del nostro telegiornale, vigilia di campionato per il Palermo che domani incontrerà l'Ascoli in trasferta. Corini potrà contare su Di Francesco. Marco Gullà. Pochi dubbi e tante certezze nonostante qualche giocatore infortunato. La strada che porta verso Ascoli è in discesa per il Palermo. Per il match di domani alle 14 contro i bianconeri allo stadio del Duca, Eugenio Corini dovrebbe affidarsi per 10 undicesimi alla formazione che ha battuto 3-0 la Feral Pisalò, con l'unica variazione in avanti dove non giocherà Insigne, ancora alle prese con l'infortunio all'adduttore, ma ci sarà Di Francesco dal primo minuto. In porta giocherà Pigliacelli, mentre il quartetto difensivo sarà composto da Matteo a destra, Lucioni e Ceccaroni al centro e Aurelio a sinistra, con Liund che scalpita per entrare a gare in corso. A centrocampo il mediano sarà ancora Stulez dopo la grande prestazione fornita contro la squadra di Vecchi. Al suo fianco Henderson a destra e Segre a sinistra. Occhio però a Koulibaly, che in settimana si è allenato molto bene e potrebbe insidiare le scelte di Corini. In avanti, come detto, spazio alla Di Francesco a destra e Di Mariano a sinistra. Al centro dell'attacco Brunori, ancora alla ricerca del primo gol in questo campionato. Soleri partirà dalla panchina, ma è pronto ad incidere a gare in corso. Ora, il fatto che l'Ascoli, è vero che la prima partita a Cosenza ha avuto parecchie espulsioni, dunque è stata una partita fra virgolette di un certo tipo, dove il Cosenza tra l'altro l'aveva sbloccata nel primo tempo. Le altre partite anche a Modena, che il Modena aveva visto che inizia il campionato, comunque hanno perso 1-0, hanno avuto occasioni per pareggiare. Con la Feralpi hanno fatto una partita importante, tra l'altro l'hanno fatta in casa partendo in maniera molto aggressiva, dunque mi aspetto una squadra che vorrà aggredirci, che vorrà provare a spingere la partita in una direzione per passare in vantaggio. Noi dobbiamo essere bravi e a volte si difende bene anche col controllo del gioco, di conseguenza, a parte quando ce l'hanno gli altri, quando abbiamo la palla, la capacità di leggere quando potremo contrattaccare rapidamente o quando invece dobbiamo consolidare un palleggio per stemperare e rompere il ritmo della squadra avversaria, e su questo in queste 2 settimane abbiamo lavorato. Con questo servizio finisce il telegiornale, io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che Sicilia 24 tornerà questa sera alle ore 19, vi lascio adesso con Adelaide Barbagallo che condurrà il nostro consueto appuntamento con l'approfondimento Sicilia 24 Focus dedicato oggi a Don Pino Puglisi. Grazie a tutti.